Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo collegati con il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico e di diritto costituzionale all'Università di Udine, politologo, che appunto è collegato dal suo studio. Questo spiega anche, è lo studio di uno studioso, ecco, insomma, per cui... Diciamo l'archivio. È l'archivio. Grazie professore per essersi collegato con noi, buona giornata. Buongiorno dottor Bosazzi. Allora, parliamo di quello che sta succedendo nel mondo, soprattutto per quanto riguarda non so se prove di pace, come le chiamiamo? Quelle fra... lei siamo cosa in una ne dimensione però un po' surreale, insomma, come dire, il dottor Bosazzi che ha le categorie anche della cultura, del teatro, così siamo un po' al teatro dell'assurdo, cioè l'accordo non accordo, per esempio, cioè le parole veramente di Trump sono imbarazzanti per chi ha una visione delle relazioni internazionali, diciamo che vorrebbe tentare di essere chiara, diciamo, invece si trova un quadro di Pollock, no? di action painting, e quindi ecco, questo è un po' la situazione, perché da un lato c'è stato Zelensky che è stato accompagnato nel dopo vertice di Alaska da 6-7 guardie del corpo europee perché non fosse ancora bullizzato come nell'incontro di febbraio. In effetti Trump ha iniziato dicendo ma almeno ti sei vestito meglio, insomma. Cioè veramente sì, diventa tutto show, ecco. Però ecco, quello che non è show sono un po', come ha detto il dottor Bosazzi, queste prove di pace. Allora, cosa è uscito da il vertice ad Alaska, in Alaska, e cosa è uscito da questo vertice? Beh, intanto l'incontro di Washington di lunedì 18 agosto, dove si è dato spazio all'Europa, diciamo, questo, come dire, Trump si è reso conto che non può fare proprio il bullo di periferia e quindi ha detto, ma scherzando come li ha accolti con quel suo fare, però insomma ha anche parlato con i leader europei, ecco. E però ecco, dopo questo incontro c'è stato anche un ulteriore avanzamento, nel senso che un soggetto come Putin, che Zelensky non lo voleva vedere neanche dipinto, diciamo, ha detto ma sono disponibile all'incontro trilaterale praticamente, e dall'altro lato Zelensky che come dire è stato ammorbidito, ecco, da questi due incontri, così ha la disponibilità anche a incontrare l'orco Putin. Poi ci sono però degli ostacoli, perché per esempio Lavrov è intervenuto dicendo che però per un trilaterale serve una preparazione minuziosa. Leggi nel linguaggio un po' criptico, vuol dire che ci si allungano i tempi di sicuro. Poi si è parlato di diversi livelli, quindi un conto è un livello, non so, tra gli ambasciatori, un altro conto proprio con Putin, ecco. E dall'altro lato c'è il problema anche del luogo. Adesso si sta già parlando comunque, e vedete sono tutti avanzamenti, del luogo dove fare questo incontro. Allora, beh, intanto c'è il problema Putin, che ovviamente, avendo un mandato di cattura dalla Corte Penale Internazionale, non è che è un uomo piede libero e può andare dove vuole. Infatti lui ha proposto Mosca. Dall'altro lato però Zelensky anche mi fido o non mi fido, cioè un territorio neutro è meglio, perché come dire, la sicurezza anche personale di Zelensky, diciamo, i russi hanno già dimostrato subito, fin dall'inizio della guerra, di attentare
alla sua persona e in effetti è stato salvato per il rotto della cuffia dai servizi segreti inglesi proprio all'inizio della guerra in Ucraina. Si diceva Quindi, l'Ungheria, no, professore? ecco, sì, si sta pensando all'Ungheria con anche qui delle cose surreali, perché pare che la von der Leyen abbia chiesto a Trump, anche tra le varie cose, di spendere una parola per convincere Orbán a fare due cose che riguardano l'Ucraina, per esempio, e cioè primo a togliere il veto sul finanziamento, su un sistema di finanziamento europeo sì, sì, dell'armamento da fornire all'Ucraina e poi dall'altro lato anche come dire, aprirsi, togliere anche qui il veto per il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Quindi incredibilmente la von der Leyen ha chiesto aiuto a Trump per far togliere il veto a Orbán. E comunque sì, si parla di Budapest. In effetti Budapest è stata la sede anche dei primissimi incontri che ci sono stati dopo la invasione da parte della Russia, però non mi ricordo chi da parte russa abbia detto: ma non sono superstizioso, ma visto che sono andati male i primi incontri, come non dire, è il caso, dite, sì. Ma senta professore, anticipo una domanda che avrei fatto alla fine, ma proprio perché ci ha portato il nostro dialogo ad affrontare